Sven partenza all'1 Danubio Holz, Francesco Tufano, 2 Dylan Chris, Roberto Faticoni, 3 Dacovo Mail, Alessandro Gocciadoro, 4 Desdemona Sage, Marcos Morgon, 5 e 2 Italia, Andrea Farolfi, 6 Danza dei Venti, Marco Stefani, seconda fila 7 Don King Matley, Antonio Di Nardo, 8 Diamond Francis, Vincenzo Piscuoglio dell'Annunziata. Incertezza per Desdemona Sage, che deve sbrigarsi per recuperare sugli altri. Autostar che prende velocità e li lancia con velocissima 2 Italia, che scavalca Dacovo Mail e va a condurre. In seconda posizione rimane Danubio Holz, poi Dacovo Mail, quindi Dylan Chris, poi gli altri. Prova a puntare in avanti Dacovo Mail su 2 Italia, che però ha preso la testa in breve, 15-1 addirittura per il lancio. Attacca Dacovo Mail, 2 Italia spalle indietro. Preferisce optare per un rientro di rimessa Andrea Farolfi con la leva di Mauro Baroncini, e così dopo un 29-9 passa a condurre Dacovo Mail. 2 Italia rimane seconda a precedere Danubio Holz, quindi Dylan Chris, mentre allo scoperto risale Diamond Francis. 44,5 per i primi 600 metri di corsa, Dacovo Mail a condurre nei confronti di 2 Italia. Danubio Holz in terza posizione, raggiunto in questo istante da Diamond Francis, che prosegue nella risalita allo scoperto trascinandosi Desdemona Sage. 59,4. Primi 800 metri di corsa anche tranquilli vista la qualità dei cavalli in pista. Dacovo Mail completa il primo chilometro in 1:14,1. 2 Italia continua a seguirlo, mentre Danubio Holz ha perso qualche battuta allo steccato. Prova a proseguire nella progressione Diamond Francis, che passa in terza posizione. La retta opposta alle tribune, passata in 14,2, si prepara a 2 Italia per provare a spostare su Dacovo Mail, il quale accelera ora una volta privato dei tappi estraibili. A 300 metri dalla conclusione in allungo Dacovo Mail nei confronti di 2 Italia, Diamond Francis e Danubio Holz. La retta arrivo per Dacovo Mail, che è in vantaggio. 2 Italia che prova ad andare in open stretch, a largo Diamond Francis, è in vantaggio Dacovo Mail, ci prova 2 Italia, ma Dacovo Mail è in controllo e vince su 2 Italia e Diamond Francis. 29,1 ad arrivare, 58 spaccati gli ultimi 8, 14,3 la retta d'arrivo, 1:13,1 il ragguaglio cronometrico. Questi i numeri del successo di Dacovo Mail. Alessandro Gocciadoro, allenatore e guidatore per la proprietà della scuderia San Calisto. Percorso di testa dopo aver ottenuto il via libera da 2 Italia, la quale ci ha provato nel finale in open stretch, ma era comodo al comando Dacovo Mail, che vince con una lunghezza su 2 Italia e Diamond Francis.